un gruppo, si chiamano i Claudio Baglioni, non so esattamente cosa, mi devo aspettare. Adesso allestiscono. Claudio Baglioni sono Elio Sarda, Luca Martello e Manuel Atanasio. Durante la notte tra il 1° e il 2° novembre è usanza lasciare apparecchiata la tavola per il passaggio dei morti, pane e pasta asciutta. I familiari però dovrebbero evitare di mettere le posate, soprattutto forchette e coltelli, poiché potrebbero diventare un'arma molto pericolosa nelle mani dei morti. Cinefilo, io sono un cinefilo, guardo i film, ne guardo tanti, solo quelli impegnati, e poi vado all'università e dico: oh, ho guardato un film impegnato, e i miei amici: ah bravo, anche noi abbiamo guardato un film impegnato, e poi andiamo nei bar e diciamo sempre: rossi, neri, siamo tutti uguali, e te lo meriti Alberto Sordi. Quando propongo a qualcuno di guardare un DVD a casa mia pretendo serietà, concentrazione e cellulari spenti, quindi non guardo mai un film con gli anziani. Secondo me non capiscono le trame. Non voglio essere pedante, ma con certe persone non si può proprio guardare niente. Tipo che stavo facendo vedere Il Padrino parte seconda a mio cuginetto di 3 anni e mezzo, e lui invece di stare attento succhiava dal biberone e sbrodolava. Non diventerà mai un cinefilo. Ora per le serate cinema invito solo persone fidate. Ho conosciuto in internet questa ragazza, Bianca, mi ha trovato simpatico perché lei fa lettere antiche e durante una chat mi dice che le piace quell'artista che ha fatto schiantare un meteorite sul Papa, e io le dico che è Catelan, e lei mi dice che ho risposto subito, quindi non ho barato guardando Wikipedia, e io le rispondo che invece ho guardato, che ho sempre una pagina aperta su Wikipedia per le ragazze carine come lei, e lei ride, io rido, ora viene a casa mia e ci guardiamo Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene. Alla fine a casa mia non siamo potuti andare, anche che mia madre ha occupato il televisore grande, quello dove guardiamo i film belli, perché oggi tocca a lei. Ha invitato le amiche a mangiare gamberoni e guardare un film con Antonio Banderas. Allora ho chiesto a nonna e mi ha detto che già potevo, tanto lei andava a dormire da zia. La casa di nonna è a Porto Torres e io scendo con Bianca passando per Platamona. Non passo per la 131, c'è tutto il passaggio dalla torretta a Balai che fa atmosfera, e nello stereo ci ho saccato Free Love dei Depeche Mode. La casa è vuota, silenziosa, c'è del vino in dispensa, ne verso un po' per tutti, e due, metto il film. Non era la prima volta che si buttava dalla finestra, dice Carmelo, e beviamo, lei ha fame, metto in pausa il film e andiamo in sala da pranzo. È apparecchiata per una persona, c'è del pane, un piatto di pasta asciutta, un bicchiere con del vino e dei papassini in un paniere, niente posate. Questa sarà nonna che si è preoccupata e mi ha lasciato qualcosa da mangiare. Io non ho fame, se vuoi te la scaldo nel microonde. Si fa lei ciondolando per il vino a stomaco vuoto. Le porto una forchetta, lei mangia la pasta e io mangio un papassino. È bella anche quando mangia. Riprendiamo a guardare il film, si è messa un po' sdraiata come con la testa sopra la mia spalla e le gambe sul divano e mi accarezza piano. In questo momento non mi sento tanto cinefilo. È stanca, blocco il film e rimaniamo in silenzio, al buio. L'unica luce è la spia in stand-by della TV. Lei si avvicina a me piano, mi guarda, ci baciamo, piano e pianissimo. La lucina del televisore si fa grande grande e la stanza si colora di rosso, un rosso in trasparenza. Le nostre ombre si fanno d'acqua e violenza. Non stiamo per fare l'amore, stiamo per
può dare. Ora la bacio fuori. I miei residui di papassino si uniscono ai suoi di pasta asciutta. Con gli occhi chiusi mi faccio mordere il collo, la bacio ovunque, respiro i suoi capelli e la guardo. E non è lei, è mio nonno, nudo. Non riesco nemmeno a spaventarmi, mi allontano piano, lo guardo, i piedi, indossa il reggiseno di bianco e le mutandine. Nonno, dico io guardando i peli dal petto bianchi con gli agnellini che sfiorano il reggiseno. Mi guarda severo, poi sorride soffiando col naso e mi dice: "Abba nonno ti canta una cosa". E inizia una ninna nonna che mi faceva da piccolo. "Nonno, ma tu sei morto, indossa un reggiseno". "Però sono intonato", mi risponde il dialetto. E mi abbraccia e io lo abbraccio. La luce rossa ritorna piccina piccina e c'è Bianca appesa con le braccia intorno al mio collo. Si è addormentata, la faccio stendere sul divano e le porto una coperta. Mi siedo lì vicino a lei, accendo la TV e la stufa a bombola. C'è un film con Mario Mero, la Rete 4, si intitola "Sbirro, la tua legge è lenta, la mia no". A Rai 3 Ghezzi propone la ballata di Stroser di Werner Herzog. Scelgo Mario Mero, lo guardo tutto. Io non sapevo cosa aspettarmi, ma così che è bello.